Benvenuti a questa prima edizione di TG Lega Nord Legnago, un appuntamento periodico di informazione relativa ai fatti della città, dell'amministrazione della città di Legnago. ASL Unica e radioterapia. Indiscrezioni dicono che radioterapia forse andrà via da Legnago. Ne abbiamo parlato direttamente con Luca Coletto, assessore regionale alla sanità. Problematica ospedale di Legnago, radioterapia, il primario non c'è. Quando si farà il concorso e se si farà il concorso? Allora, questa è una storia che viene da lontano, si continua a dire che Legnago verrà depotenziato, che verranno tirate via delle specialità e quant'altro. Allora, ad oggi le schede hanno radioterapia, hanno tante altre specialità che gli ospedali di rete non hanno, e questo perché? Perché Legnago è sempre stato un ospedale importante, perché Legnago con l'USL Unica avrà un bacino ancora più grande e quindi le specialità non solo rimarranno ma sicuramente verranno implementate e la radioterapia evidentemente rimarrà perché è un servizio fondamentale. Ci ha raggiunto presso gli studi televisivi il segretario della Lega Nord, Luciano Giarola. Segretario, come mai questo TG? Ma innanzitutto si rendeva necessario per Legnago dare una informazione corretta, visto e considerato che purtroppo varie testate giornalistiche continuano a falsare o quantomeno a modificare i veri fatti che succedono a Legnago. Spero comunque che serva un po' per tutti i cittadini legnaghesi, anche perché non bisogna che tratti solo ed esclusivamente di Legnago, ma anche della Bassa Veronese, con vari servizi, visto e considerato che noi qui purtroppo a Legnago siamo orfani di televisioni, radio e quant'altro, e quindi veramente orfani di questi mezzi di informazione. Segretario, sono previste altre iniziative per i nostri telespettatori? Ma innanzitutto c'è da dire che abbiamo, volevo ribadirlo, il canale YouTube Lega Nord Web TV Channel Legnago, dove da qualsiasi parte del mondo ci si può collegare e quindi vedere i vari servizi che mandiamo in onda. Successivamente verrà anche fatta una specie di, oltre a un discorso editoriale del Quattro Ciacole stampato che va già in varie famiglie, è un periodico che ogni mese e mezzo, 2 mesi va in tutte le famiglie legnaghesi gratuitamente. Abbiamo intenzione di fare un altro Quattro Ciacole video, Quattro Ciacole per dire un po' le notizie della settimana e informare i cittadini sulle notizie che si sono lette nei vari giornali settimanalmente e magari anche con un commento caldo. Con il prossimo servizio ci spostiamo a Villa Bartolomea per parlare dell'inaugurazione del Centro Medicina Integrata di Villa Bartolomea e di Castagnaro. Diamo la parola al nostro inviato. Siamo a Villa Bartolomea, alla medicina di gruppo integrata, l'inaugurazione alla presenza di Coletto e del sindaco Bersan e del vice sindaco Bertoldo. Come mai a Villa Bartolomea, il centro? Diciamo che il Comune di Villa Bartolomea e l'amministrazione ha presentato il progetto all'ULSS e alla Regione Veneto, che hanno subito condiviso con noi questo importante progetto a servizio e a beneficio dei nostri cittadini di Villa Bartolomea e di Castagnaro. Medicina di gruppo integrata, Villa Bartolomea e Castagnaro. Quali prospettive? La prospettiva è quella che abbiamo disegnato ancora nel 2012 con il piano sociosanitario, che abbiamo attivato con le schede ospedaliere e territoriali, perché questa è stata la grande novità,
nel 2013 e adesso finalmente vede la luce in maniera abbastanza, come dire, concordata con il territorio, visto considerato ci sono stati passaggi sia con i sindaci sia con i direttori generali che insieme hanno deciso come gestire il territorio. L'opportunità è importante, si dà un servizio di 8 ore al giorno continuative per i cittadini, un riferimento certo sanitario, un riferimento che eviterà anche tanti codici bianchi al pronto soccorso e tante ore d'attesa del pronto soccorso, visto considerato che l'80% di pazienti che arrivano appunto nei nostri pronto soccorso di Legnago piuttosto che il punto di primo intervento di Bovolone sono codici bianchi. Il servizio sarà senz'altro più completo, i medici saranno a disposizione 8 ore al giorno, sabato per circa 4 ore, quindi una risposta anche durante il fine settimana che potrà sollevare quelle che sono le prime necessità dei cittadini, soprattutto nel periodo invernale. Medicina condivisa, Villa Bartolomea, Castagnaro. Qualche polemica, qualche inconveniente, qualche baruffetta, diciamo. L'importante è essere riusciti a farlo qui a Villa Bartolomea, grazie anche al vice sindaco Bertoldo. Un parere suo? Sicuramente un ringraziamento in particolare alla Regione Veneto, specialmente all'assessore Luca Coleto, all'AS 9 Scaligera e a tutti i medici, diciamo, di base e chiunque, diciamo, ha collaborato per la realizzazione di questa iniziativa. Sicuramente un importante servizio a favore delle due comunità di Villa Bartolomea e di Castagnaro, un servizio innovativo dove i nostri cittadini potranno nei prossimi giorni toccare con mano cosa vuol dire una medicina di gruppo integrata e gli sviluppi positivi che porterà nel nostro territorio. A Villa Bartolomea si è aperto medicina integrata di gruppo, Villa Bartolomea Castagnaro. Per cosa serve e se serve? Ma questo è un po' il futuro, mettere insieme le forze per dare un miglior servizio ai cittadini lungo tutta la giornata, in modo tale che ci sia sempre qualcuno pronto a dare una risposta. L'intenzione sempre della Regione è rafforzare quindi i servizi territoriali in questi anni. In questo paese, io ricordo quando ero ancora assessore, abbiamo fatto un grande investimento anche sulla casa del riposo, è un centro importante che quindi dove l'importante è che i cittadini abbiano sempre a disposizione, quando c'è bisogno, il loro medico, che è il medico di fiducia, o un altro medico che comunque li segua e li possa mettere in contatto come porta d'ingresso ai vari servizi che la ULSS eroga. Prosegue la campagna di tesseramento promossa dalla Lega Nord di Legnago. Il 18 e il 19 di febbraio si potrà rinnovare o iscriversi per la prima volta presso i gazebi in Piazza Garibaldi, anche in concomitanza con la gazebata nazionale lanciata da Matteo Salvini. Gazebi in tutta Italia dove è possibile appunto promuovere e avvicinarsi al movimento della Lega Nord. La cultura Lega. Gli incontri culturali organizzati dalla sezione della Lega Nord di Legnago presso la sede in Via Fiume continuano anche quest'anno. Il 9 febbraio alle ore 21 presso appunto la sede in Via Fiume il rettore dell'Università del Tempo Libero Luigi Manfrin ci intratterrà sul Vangelo secondo Caravaggio, un'occasione unica ed imperdibile per immergersi nella storia e nell'arte di Caravaggio. Sono arrivati in questi giorni nuovi rilievi dalle centraline relativi all'inquinamento sul Legnago. Legnago può definirsi la capitale dell'inquinamento, infatti si sono registrati i valori più elevati di PM10 in tutta la provincia di Verona. Il sindaco Scapin dà colpa alla provincia senza assumersi la responsabilità della cosa. La Ramorino, assessore all'ambiente, non proferisce parola, non dice nulla relativamente a questo problema da lei sempre tanto sostenuto durante la minoranza precedente. Abbiamo già all'interno della giunta un chi l'ha visto. L'assessore Baraldi in comune occupa al massimo un paio d'ore alla settimana, l'assessore Ramorino non si fa vedere, la giunta del sindaco Scapin ci viene da chiederci se appunto è una giunta di fantasmi. Legnago, capitale della Bassa per inquinamento PM10. Cosa risponde l'ex sindaco Andrea Retondini in merito? Hai detto bene, Legnago capitale della Bassa. La Bassa è una realtà, una zona, un territorio purtroppo ricco di stagnazione dell'aria, proprio per la sua conformazione.
Io ho fatto il sindaco per 5 anni in questo comune e ricordo perfettamente quando vedevamo le centraline che misuravano un livello di inquinamento piuttosto importante. Venivo spesso anche attaccato per questo dalle minoranze che in questo momento invece si fregiano di amministrare la città ed ero così accusato di non far nulla. Quanto minimo ho cercato di dimostrare che l'inquinamento tante volte è causato anche, sembrerà strano, io non voglio colpevolizzare nulla e nessuno, ma anche queste, chiamiamole così, stufe a legna a pellet sono causa di parecchio inquinamento, creano un inquinamento piuttosto importante. Questa amministrazione così attenta a suo tempo nei miei riguardi a criticarmi in maniera anche a volte abbastanza violenta, oserei dire, non ha fatto nulla per correggere questo passo. Invece a volte bisogna cercare di andare a fronteggiare, a fermare queste cause di inquinamento che non sono solo le auto. Durante la nostra amministrazione, ricordo perfettamente, abbiamo fatto dei blocchi del traffico la domenica, finora non è stato ancora fatto. Sono piccole cose che dimostrano di avere attenzione per il territorio. È facile parlare quando si sta dall'altra parte, vorrei sentirli invece di parlare, adesso fare, vedere un qualche cosa. Vedo molto poco, veramente vedo molto poco e mi dispiace perché questo inquinamento lo assorbo io, tutti quanti noi, ragazzi, i nostri giovani, i nostri anziani, e nulla fa nessuno per cercare di bloccarlo. Il sindaco Scapin si limita a dare colpa alla provincia e al presidente della provincia. Un consiglio del suo predecessore? Ma io direi che il sindaco Scapin farebbe bene a prestare attenzione al suo territorio, che ha già una città di 26.000 abitanti da governare senza dare colpe agli altri, soprattutto incolpando le province, che poi tra l'altro le province hanno voluto eliminarle, quindi non capisco, le vogliono eliminare e vogliono colpevolizzare quando in realtà non dovrebbero neanche esserci. Quindi il sindaco Scapin farebbe bene a prendersi carico delle problematiche del territorio senza guardare gli altri. Dopo lo strepitoso successo del Comitato del No al referendum costituzionale, proseguono i dialoghi all'interno del centrodestra. Qualche giorno fa si è ritrovato all'interno della sede della Lega Nord tutto il gruppo relativo al Comitato del No per vedere i prossimi sviluppi per Legnago. Diamo via il servizio. Siamo con Luca Gardinale, consigliere comunale di Lista Civica per Legnago. Luca, dopo il successo del Comitato del No al referendum costituzionale, proseguono a Legnago i dialoghi all'interno del centrodestra. Assolutamente sì, il referendum costituzionale ci ha dato modo di poterci confrontare e di mettere sul tavolo moltissime idee, non solo appunto per quello che era il merito di questo referendum, di questa proposta di modifica della Costituzione italiana, ma anche e soprattutto nei meriti della politica locale che vede coinvolta tutta Legnago e ovviamente anche l'area vasta della quale prima o poi cominceremo a far parte, probabilmente anche da capofila. In questo contesto oggi possiamo dire che sta nascendo una vera e propria coalizione di centrodestra legnaghese nella quale tutti i partiti e le forze civiche stanno collocando insieme. Prossimamente certo potremo far lustro anche di qualcuno di questi progetti, di qualcuno dei nostri lavori dettati dai nostri grandi valori di centrodestra. Siamo arrivati alla conclusione di questa prima edizione del TG Lega Nord Legnago. Vi ringraziamo per averci seguito nel corso di questo TG e vi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo per la nuova edizione del giornale.